Buongiorno a tutti ragazzi, buon sabato, quindi buon weekend. Questo weekend sarà sotto il segno dei temporali e anche improvvise grandinate. In effetti già nella giornata di oggi, sabato 24 agosto, ci sarà un tempo decisamente instabile. Diciamo che già dal mattino saranno probabili temporali forti localmente in pianura padana, soprattutto tra Lombardia, Veneto ed Emilia, ragazzi. Quindi anche nel pomeriggio sera ci saranno fenomeni temporaleschi che interesseranno le Alpi, gli Appennini, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Sardegna e pure il Gargano e l'area settentrionale della Sicilia, cioè il lato settentrionale della Sicilia, ragazzi. Sarà solo interessato, non tutta la Sicilia. Le temperature comunque si manterranno, diciamo, più o meno nella media del periodo, quindi sui 30-33 gradi, quindi non è che avremo questo abbassamento esagerato, si manterranno più o meno così. Diciamo che anche domani quasi, guarda, a Salerno, Francesco, ti dico la verità, stamattina ci sta un bel vento, ti dico la verità, non so se passa come ieri mattina, ma stamattina c'è il sole, però ti posso assicurare che è molto ventilato, quindi non si sente tutto questo, diciamo, caldo, almeno per ora, eh. Ieri mattina ho fatto il video alle 7, poi alle 9 si schiattava come diciamo noi, quindi è stata una cosa passeggera. Quindi ragazzi, le regioni che oggi e domani saranno interessate da temporali intensi e grandinate saranno pochi, ragazzi, quindi ripeto, Lombardia, Veneto, Emilia nel pomeriggio sera, cioè a partire da stasera, interesseranno le Alpi, gli Appennini, la Toscana, l'Umbria, Lazio, Abruzzo, Sardegna, il Gargano e l'area settentrionale della Sicilia. Quindi, e questi. E mi meraviglia, Francesco, pure stiamo in linea d'aria volendo, non è che stiamo a chilometri e chilometri, alla fine stiamo a 50 chilometri di distanza, non è che stiamo a 1000. Posso garantirti, ciao Giovanni, che qua perlomeno ci sta un vento fresco, la verità. Non posso lamentarmi, almeno per oggi. Ieri mattina era successo così, alle 7, però poi dopo alle 8 e mezza, 9 già era passato tutto. Invece finora se apro le finestre, ti faccio l'esempio, ciao Vivera, se apro le finestre di cucina e stanzetta qui dove faccio i video, non posso stare perché ci sta troppo vento, pensa un po', quindi si apre tutto qua, vola tutto in aria, diciamo. Ieri sera volavano i davanzali della cucina, pensa un po', quindi ho dovuto chiudere un po', diciamo, la veranda. E anche stamattina comunque ci sta questo vento che non è forte forte, però ci sta. Quindi diciamo che sto caldo caldo non si sente perché ci sta il vento. Però è soleggiato pure qua, non è che è maltempo, eh. Quindi beati questi qua domani, oggi e domani, che a nord come sempre ci sta sta pioggia, qua invece stiamo schiattando che sono 2 mesi più o meno che non si vede una goccia d'acqua. Speriamo che passa presto sto. Tanto oggi quando è 24, mi sembra, sì. Sì, 24, sì, ho controllato. 24 agosto, dai, altro pochino è finita, quindi si torna alla normalità. Quindi torniamo a settembre, ottobre, cominciamo a fare due castagne e inizia l'inverno. Personalmente mi piace l'estate, ma fino al 99, così come è stata quest'anno no. In effetti ho fatto tante estate però fuori dall'Italia, dove non è così. Cioè l'estate è normale sui 23, 24 gradi, 25 gradi. Poi la cosa bella è che fuori in Norvegia, Finlandia è secco, quindi 25 gradi non li senti proprio. E pensa che lì caricavamo e scaricavamo la merce e cambiavamo città in città, quindi non era facile, diciamo, e non si sudava. Qua stando fermo, seduto, si suda.
Lì invece tu dovevi montare, smontare, rimontare, vendere, partire, ripartire. Sì, si sudava perché è normale, però perché stavi in movimento. Qua invece qua da fermo si suda. Invece lì no, lì mi ricordo la mattina che partivamo alle 8 per andare ad aprire e ti posso garantire in Finlandia alle 7 del mattino quando ci alzavamo stavamo a 7-8 gradi, parliamo di agosto ragazzi, poi verso mezzogiorno c'è la frase arrivava sui 20-25 gradi e poi dopo le 5 si ritornava ad abbassare fino a 6-7 gradi, quindi diciamo che l'estate lì in effetti è dalle 10 e mezza 11 fino alle 2 e mezza 3, ma 24 gradi 25, ma esagerato, poi come passano questi orari prima fa proprio freddo, Francesco. Purtroppo quando vado io a lavorare lì, diciamo da maggio a ottobre, è sempre il giorno, questo è il guaio solo. Che lì ci sono i 6 mesi invernali che è sempre notte, e i 6 mesi estivi, diciamo così, dalla primavera in poi, che a maggio fino a ottobre, che è sempre giorno, quindi non vedi mai la notte, in effetti tu non la vedi. È strano ragazzi, però è così. Non, 5 anni fa sono andato, ho detto ma dove siamo? Un altro mondo. Però purtroppo è così. Quindi la cosa bella lì, Franci, è che hanno saune, case che stanno a piano terreno, tipo americano, e ci sta il laghetto personale, il barbecue, fanno una bella vita al finale, anche se statisticamente sono il popolo più depresso, perché in effetti lì l'inverno è tosto, lì diciamo incomincia a settembre, già il 1° di ottobre quando abbiamo lasciato la Finlandia ragazzi stavano già a 1 metro di neve, quindi vi lascio immaginare che ci sarà novembre, dicembre, gennaio, febbraio. Quando arriviamo a maggio ragazzi ci sono ancora lastre di ghiaccio per le strade, quindi laghi ghiacciati e tutte queste cose qua, quindi non possono uscire, o se escono vanno in qualche centro commerciale, quindi fanno una vita piuttosto ristretta dopo il lavoro. Dove vai con meno 20? Quindi diciamo che sono il popolo statisticamente più depresso al mondo. No, 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 è tosta lì. Lì se vai nel periodo estivo ci puoi stare, ma in inverno io non ci sono mai andato, io parlo perché sono andato per lavoro. In inverno secondo me non resisterei, uscire pazzo lì. Immagina di stare tutto il giorno in casa e non poter uscire a prendere un caffè, che ne so, andare a bar a fare una chiacchiera. No, lì vanno tutti a bere, francesi, sono tutti alcolizzati. Ti posso dire, ma non perché voglio fare una critica, ragazzi. Vi posso assicurare che il 90% voglio dire io. Lì bevono tutti, ma pesante, no così così come dico io, shua shua. Lì la polizia quando mi fermava, là c'è sta la police, non mi cercava né la carta d'identità né la patente. La prima cosa, la prima cosa francese che faceva, mi metteva il, come si chiama, cosa per vedere l'alcol, mi metteva questo palloncino in bocca, dicevi soffia. E quando vedeva che io stavo normale, che non ci stava zero, eh, diceva go go go, cioè in inglese perché sapevamo che noi eravamo italiani e quindi diceva vai vai. E io sai, mi sono rimasto un po' strano, dice ma come questa è l'assicurazione, il documento, la patente. E spiegavano i finlandesi, qualche finlandese che parlava l'italiano, che lì non usano perché sanno che tutti hanno l'assicurazione, tutti hanno la patente, quindi sono tutti regolari, non cercano i documenti dell'auto, l'assicurazione, ma bensì, siccome è un paese a molto elevato a tasso alcolemico, sì, sì, ti fanno solo soffiare sul palloncino, se vedi che tu stai sobrio, te ne vai. In effetti quando sono uscito con gli amici miei, l'unico che non beveva era sempre io, ma perché non mi piace la verità. A volte lo faccio così in compagnia, una birra, 2 birre, ma non di più, quindi non esiste, non mi piace bere, la verità.
anche se mio padre beve il vino la sera, ma a me non mi piace proprio, cioè, non lo so, e a me è un gusto che non mi piace. 7 volte in estate è bella una birra, sa, dopo un bel panino, ma un bicchiere però, non di più, che ti disseta, ma non mi piace, è più forte di me. Quindi diciamo tutti quanti gli amici erano rumeni, qualche italiano, poi quando andavano lì si scassavano loro e poi li accompagnavo io col furgone. Una volta Francesco è stata una cosa esagerata, siamo rimasti a piedi con un furgone. E adesso come facciamo? L'abbiamo rimasto in un parcheggio. Eh sì, e tieni ragione. Stavamo lì, diciamo, siamo rimasti a piedi con un furgone. Ho detto, ma dobbiamo andare a lavorare, come facciamo? Abbiamo parcheggiato il furgone alla meglio su una strada e abbiamo messo tutti quanti dietro, diciamo. Io portavo questo camion, io ho messo tutti quanti nel dial, quello là grande, tutti dietro, a cascione, come diciamo noi, no? Mi ferma la polizia. Perché lì ti fanno quando lampeggiano, significa che ti devi accostare, capisci? Quando ci sta una macchina della polizia che lampeggia dietro di te, ti devi accostare. Ci siamo accostati e questo mi dice in inglese dove vai e dico andiamo a lavorare. E dice cosa ci sta dietro? E io poi non sapevo che dire. E ho detto che eravamo rimasti a piedi e che ci stava un amico, due amici dietro gli amici, friends, my car. E quello mi guardava e diceva ma quanti? E da quello ha bussato e ha incominciato a dire uè, ah Peppe, ma che succede? Sì. La polizia poi sentiva tutti queste urla perché i ragazzi non lo sapevano perché è chiuso, no? I ragazzi tutti con le mani a sbattere vicino al furgone. La polizia ha detto ma quanti ce ne sono qua dentro? Abbiamo aperto, erano 8 ore, meno male che non ci hanno fatto nulla. Io avevo detto stanno qualche amico dietro perché siamo rimasti a piedi. Ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ho detto quanti ce ne stanno? Sono usciti come i funghi. Mamma mia, proprio, veramente come i funghi. È uscito una uno a una allora. Abbiamo spiegato che siamo rimasti a piedi e dovevamo andare a fare una fiera e ci hanno lasciato andare. In effetti non ci hanno fatto, anzi, no, sono venuti dietro perché non si fidavano. Sì, sì, sono venuti in fiera con noi e hanno visto che stavamo lì con i banchi italiani e se ne sono andati. In effetti, quindi avevamo detto la verità. Si sono venuti fino al, diciamo, stavamo a Imatra. Imatra è una città che sta vicino, diciamo, il lato destro della Russia. Ci sta un bel castello lì che è un albergo, è una cosa spettacolare proprio. È una cosa russa, e lì i russi, i francesi spendono di brutto, eh. Un giorno è venuta una signora russa tutta bella vestita, un signore russo, perché là stai ai confini con la Russia proprio, quindi credo 50 km stai già in Russia, capisci? Sono venuti parmesan, tutto questo qua, parmigiano, prosciutto, amon, hanno comprato un sacco di roba. Quanto è? E veniva 990 euro. Quindi, ma avevano un sacco di borse, quindi hanno preso prosciutti interi, non è che hanno preso i pezzi. Perché i russi tendono a stare. Chi ha i soldi tiene questi. Sì, sì, ma stanno proprio carichi. Di questo ha cacciato un mazzettone di soldi, Francia, è una cosa pazzesca. E comunque mi ha dato 1000 euro questo. Io volevo dare da 10 euro di resto. E questo no, 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 mi diceva 990 euro viene. Quindi con la 10 faccio 1000. Gliel'ho detto in inglese, lui non capiva. Quindi un casino. Poi alla fine ho capito che la 10 euro lui non la voleva dare di mancia. Quindi c'hanno sta fissazione proprio, capisci? Perché poi è arrivato uno del luogo e mi ha spiegato che i russi sono così. Se il conto viene 9,80 ti faccio, o veniva 9,70, lui 30 euro te li regalava. Mi ha spiegato uno del luogo, diciamo. E detto e che ne so, io per educazione sto dando il resto, gli ho fatto lo scontrino di 9,90, gli do la 10 e ha cacciato Francesco un mazzettone di 500 euro. Ma un mazzettone, Francesco.
in Russia purtroppo è come dicono tutti, o chi c'è troppo, o chi muore di fame, quindi ma di solito questi che arrivano sono tutti secondo me gente di strada a finale, ma c'aveva proprio, secondo me addosso c'aveva 30-40 mila euro, ma sicuramente. È venuto lì perché ha detto che doveva fare dei regali, perché la moglie masticava un po' l'inglese e che dovevano comprare a pezzi interi, quindi prosciutto, si è preso un caciocavallo, si è preso un pecorino toscano, quindi ha preso proprio a pezzi grandi. Gliel'abbiamo messi tutti nell'auto e poi abbiamo fatto il conto. Ma ti dico che e mi è capitato altre volte che allora, se vengono i russi a spendere è festa. Quando arriva un russo sotto al banco italiano, puoi stare tranquillo che se non spende nulla, spende 300-400 euro. Se si mantiene, se no spende pure oltre. Quindi diciamo che i soldi ce li hanno i russi, come hai detto tu, fatti dei cinesi. Oramai i soldi qui ce l'hanno i cinesi e i russi. Vabbè ragazzi, no, quello con bracchino. Sì, ma guarda, pure i finlandesi comprano, non comprano a etti, comprano proprio a mezzo chilo in poi. Quando venivano lì cercavano minimo 300-400 grammi di prosciutto, noi avevamo quello di Parma, quindi compravano. Il parmigiano diciamo da mezzo chilo in poi più o meno, anche perché poi noi tendevamo sempre, sai, il mestiere, a tagliare molto di più, poi la signora dice, signore, 700 grammi, che facciamo? E la signora puntualmente ti dice, no, lascia, lascia. Purtroppo questa è la tecnica del mestiere di chi, come me, vende formaggi in strada, di tagliare la fetta più grande, quindi è così. Non è come il supermercato che quella ti dice 100 grammi e tu fai 100 grammi. A me un giorno un amico mio si superò. La signora voleva un chilo di mortadella e gliene fece 4. Alla fine la signora disse vabbè lascia stare, me ne prendo. Tanto per dirti, quindi noi ci proviamo. Se va va, se non va non va. Anche perché se lo fai in Italia ti mandano. Però se lo fai fuori. Eh sì, francese, sì, è la nostra cultura, diciamo. Quindi la signora cercava, mi fate 3 etti di parmigiano. E io dicevo, signor, ma il parmigiano, siccome è alto e molto grande, quando io vado a tagliare col coltello, io dicevo, non posso essere preciso, cioè non vi posso tagliare 300 grammi, posso cercare di avvicinarmi, però sarà sempre di più, puntualmente, Franci era sempre di più, era mezzo chilo, 600 grammi, quindi il doppio di quello che aveva cercato. Purtroppo è il trucco del mestiere, è così. Purtroppo più portavamo a casa, più guadagnavamo noi. Quindi a parte gli 80 euro che prendevamo diciamo giornaliero, poi a fine se avevamo lavorato bene avevamo un altro regalo di fuori degli 80 euro giornalieri. Quindi ciao, grazie, noi tendevamo a lavorare bene. Una signora una volta mi ha cercato, stavo al banco delle olive e ti posso garantire, Franci, che tu non mi credi, è una cosa pazzesca, no? Vendevamo le olive a 20 euro a chilo, lì, una cosa pazzesca, allucinante. Comunque avevo olive di tutti i tipi, Franci, quindi quelle acciughe, quelle là normali, ma diciamo di tutti i generi, Franci, ma davvero di tutto di tutto. I lupini, sa, tutte queste cose qua, le papaccelle con il tonno dentro, tutta questa roba qui, Franci. Per non portarlo a lungo gli ho riempito tante borse a questa signora e ho speso 200 euro. La signora, sa, mi ha sbandato un poco. Lei mi diceva che non aveva contanti, no? E ha detto, signora, siccome lì c'hanno tutti... siccome lì c'hanno tutte, come si chiama, le carte di credito, lì tutti ce l'hanno, anche, pure i bambini la tengono. Dico, signora, ma noi abbiamo il POS, non è un problema, può pagare anche col POS. Quindi al finale la signora ha cacciato la carta e ha pagato quei 200 euro.
I ragazzi, gli amici italiani dall'altra parte del banco che stavano di fronte, guardavano proprio, dice, come ha fatto a vendere 200 euro di olive? Perché io avevo le vaschette quelle là bianche, sa, quelle là grandi, no? E riempivo questa. Signore, assaggiate questa oliva. Assaggiava, sì, anche questa è buona, ne volete due? Poi pigliavo una bella palettata e riempivo e facevo un'altra vaschetta. E sono andato avanti così 3 ore, più o meno. Penso ho venduto i lupini a 20 euro, a 20 euro al chilo, francese. Là mi arrestavano in Italia, sono convinto. Cioè i lupini a 20 euro al chilo. Questa è passata la storia, secondo me. No, aveva, dai, non è, purtroppo a noi ci davano i prezzi da fare, non è che li sceglievamo noi i prezzi, quindi lì devi calcolare che deve uscire tutto, il mangiare per noi, gli 80 euro al giorno, l'alloggio, quindi calcola che la roba la vendiamo 4 volte il prezzo normale. E poi un'altra cosa che, ragazzi, è che lì è pure normale. Se vai nel supermercato finlandese, ragazzi, vi rendete conto che hanno i prezzi come li tenevamo noi. Quindi per il finlandese sono prezzi normali, capisci? Per noi sono pazzeschi, dici il parmigiano a 90 euro al chilo. Noi avevamo un parmigiano di 48 mesi stagionato, 89,90 al chilo. Qua ci arrestavano se facevamo una cosa così. Però intanto lì lo compravano. Perché lì il parmigiano in effetti non ci stava la marca quella la vera vera. Stava solo i tranci, quelli che stanno nei supermercati, i triangolini. Loro il parmigiano, cioè la vera forma, non l'avevano mai vista. Pensavano che il parmigiano erano quei triangolini che stanno impostati nei supermercati. Quindi quando vedevano la forma grande, che noi tagliavamo col filo d'acciaio e poi dopo tagliavamo col coltellino piccolino. Sì, sì, Francia, io ho domandato a una signora di lì, una ragazza che faceva la cassiera nel PAM, che è un supermercato di lì, e ti posso garantire che prendeva 4.000 euro al mese, una cassiera, Francia, parliamo. Non si immaginare gli altri quando guadagnavano. Comunque hanno stipendi altissimi, quindi è in base alla vita, perciò costa tanto la roba. Guadagnano un sacco, diciamo, pure un benzinaio, che ne so, una maestra di scuola, ad esempio, diceva una signora guadagna 7-8 mila euro al mese. Figurarsi chi va a studiare, chi insegna all'università lì. Poi hanno un sacco di aiuti, quindi chi sta in difficoltà viene aiutato ma fortemente proprio, gli pagano la casa, gli pagano il mutuo oppure l'affitto. Ma non come in Germania, in effetti, in Germania se tu non hai, che sei rimasto disoccupato ti pagano tutto. Anche se lì poi ti mandano a lavorare subito, non ho quello il problema, eh. Ciao, grazie, ciao. È brutto, grazie, ti dico la verità, non pensare che è bello. Ci sono pochi che sono fantastici, grazie, però come arriva ottobre, grazie, ti puoi tagliare le vene tranquillamente. Da ottobre fino a maggio è depressione totale, quindi lascia stare. Ci sono 3-4 metri di neve, la gente va a lavorare, poi è sempre notte, diciamo da ottobre in poi, lì il sole non sorge più. Quindi calcola che tu scendi la mattina che è notte, a mezzogiorno è notte, quando ti ritiri è notte, quindi 6 mesi così. Sì, sì, là vai bene con le lamette, fai affari, sì, sì. Quindi non è tanto bello, è bello perché noi poi ho fatto un video dove ci stanno le foto della Finlandia. Se vai a guardare nei miei video ci sta un Finlandia. Guardati tutte le foto, sono luoghi proprio pazzeschi, come le cartoline che vediamo quando andiamo a comprarle. Però viverci no. È bello andare in vacanza, grazie, 10-15 giorni. Io ci sono stato 6 mesi, è stato un incubo per me, perché comunque abituato a stare poi a sud Italia io vengo, quindi ancora peggio.
Già uno del nord più o meno si abitua pure a stare lì, ma uno del sud come me esce pazzo lì. Meno male che ho lo spirito napoletano, quindi diciamo questi 6 mesi me la sono presa diciamo a scherzare in maniera diciamo così. Sì, lo so, grazie, mo grazie, la neve tu pure io l'accetto mo in questo momento, grazie. Lì invece non la vogliono, là quando fa? Sì, una volta francese sono andato in una pizzeria, stava scritto pizza Italy. Mi ha fatto una pizza, francese ciao le figlia Pambaccia. E in Trentino ci sono stato, Andrea. Sono passato esattamente in Trentino il 1° di ottobre. No, no, che dico? No, no, il 2 ottobre dell'anno scorso, quando stavo rientrando dalla Germania. Come sono arrivato, ho fatto una sola tirata dalla Germania, dal porto, fino a Trento. Mi sono fermato sull'autogrill e mi sono messo a dormire. Ho detto, sono in Italia. Quindi dopo 6 mesi e 3 giorni stavo in Italia. Mi sono fermato a Trento e lì sono stato tutta la giornata. Poi sono partito per Torino, ho posato il furgone, tutto, ho preso i soldi e me ne sono scappato a Salerno. Il primo treno che ho trovato stava per Napoli, ho detto non fa niente, poi da Napoli me lo trovo un altro treno. E sono scappato ragazzi subito. Come sono arrivato a Torino? Ho consegnato le chiavi del furgone al magazziniere, sono andato dal commercialista, mi sono fatto dare il restante dei soldi perché prendevamo gli acconti. Sì, sì, Bolzano, sì. Come sono... mi hanno dato i soldi, me ne sono fuggito. No, grazie, quella pizza che ho mangiato in Finlandia, non so che ci stava sopra, la verità, boh. Neanche filante, forse a volte diciamo che ci stai filato, ma neanche quello ci stava lì, una cosa pazzesca, non so che cos'era ragazzi. Però poi è una cosa micidiale che ho detto, qui ti arrestano, ho detto, ho visto uno che passava con una pizza in mano, una pizza con l'ananas. Sono rimasto proprio scioccato io, ho detto la pizza con l'ananas. Ho detto no, no, qua se stai a Napoli qua ti arrestano, ho detto. Proprio tagliavano in baggia. Cioè quando ho visto quella pizza, no, ho detto questa è la fine del mondo, girita allora, no, no. Sì, se passo ti chiamo, non ti preoccupare, Andrea. Ho promesso che quando andrò da qualche parte e ci sta qualche amico che sta, diciamo, che mi segue sul canale, passerò da lui per trovarlo un caffè, una chiacchiera e me ne vado via. Quindi capito molto spesso che sto al nord, quindi fra Milano, Torino, Trento, Val d'Aosta, sono di casa oramai lì. A quest'estate non sono potuto andare perché avevo problemi col passaporto, perciò non sono partito. Avevo una cosa vecchia, diciamo, di quando avevo il bar che avevano sequestrato le slot machine, che all'epoca ci stava la legge che si potevano tenere e non potevano tenere. La mattina vengono i carabinieri, io avevo un bar, ragazzi, per 12 anni l'ho avuto, e i carabinieri dicono che la legge ancora non è passata e che quindi le macchinette si possono ancora tenere. E io dico, vabbè, mi fanno il verbale che tutto sta a posto, tutte le licenze sono tutte in regola e se ne vanno. La sera arriva la finanza, ragazzi, mi sequestra tutte le slot machine e mi fa un verbale penale. Però giustamente io faccio, mostro, diciamo, il documento quello della mattina e dico, statemi a sentire, stamattina ho avuto un controllo, stava tutto in regola, mo voi mi contestate questa cosa qui, dico, ma stamattina sono venuti i carabinieri. E il finanziere mi dice no, quello è a discrezione di chi viene. E la verità poi non le misi più le slot, poi ho venduto il bar e tutto, ho tolto da mezzo perché poi non si guadagnava più nulla. E questo verbale era stato assolto, cioè il giudice mi aveva, diciamo, siccome io avevo fatto il reclamo che la mattina sono venuti a me e hanno detto che potevo tenerle. Poi la sera mi vengono e mi sequestrano le slot, dico ma non è giusto, dico la mattina io ho domandato, posso ancora tenerlo? La legge è passata.
carabiniere mi confermò sul pezzo di carta che la legge non era ancora andata in vigore. Quindi è tutto tranquillo. Questi vengono la sera, un altro i finanzieri però stavolta, e mi disse no, quella poi è a discrezione di chi viene, noi finanzieri siamo quelli che fanno queste cose per il gioco d'azzardo. Quindi ho chiuso il bar, in effetti l'ho venduto, quindi ho chiuso tutto, l'ho venduto e mi sono messo a fare questo mestiere che faccio ancora tuttora. Questo verbale il giudice mi aveva dato l'estinzione della pena e quindi io non pensavo nulla. Vado a fare richiesta di passaporto perché in Finlandia andavo sempre con la carta d'identità con l'espatrio. Però il mio capo mi disse Peppe fai il passaporto perché lì è un casino con la carta d'identità, ogni volta faccio casino con questi. Quando fai i biglietti diciamo sì grazie, mi fanno sempre casino quando fai il biglietto per la nave per Travemünde per andare in Germania diciamo in Finlandia e viceversa no? Quando poi si rientra. Ho detto vabbè vado a fare sto passaporto, vado a fare il passaporto, mi bloccano la carta di identità perché ci sta questa condanna penale. Dico ma che condanna penale? Io sono stato assolto. Comunque passano i giorni, ragazzi, mentre trovo quella carta del tribunale, vado in tribunale, preghi la carta, trovo i giudici. Giustamente sono partiti i ragazzi per la Finlandia e io non sono potuto più andare. Ho risolto da poche settimane questo caso, difatti a giorni posso fare di nuovo, già c'ho il passaporto un'altra volta, però a giorni devo fare pure la carta d'identità nuova, quella di plastica con le squadre. Pensate un po' che mi hanno rovinato l'estate in effetti, quindi mi hanno bloccato qua in Italia per senza niente. Meno male che ho trovato giustamente la carta ragazzi del 2007, qua parliamo, vedete quanti anni fa ragazzi. Cioè il tribunale aveva giustamente la carta che diceva che la mia pena era estinta, la questura invece no. E pensate che dalla questura al tribunale ragazzi in linea d'aria sono 700-800 metri. Io ho detto a quello della questura se facevano 1 millimetro al giorno dal 2007 a mo' già stava qua. Ho portato io la documentazione alla questura, la questura mi ha dato il passaporto poi, pensate un poco. Quindi un casino proprio, tanto per dire. Ecco perché quest'anno io sono in Italia e non sono fuori. Quindi diciamo che con la cosa dello Stato che ha preso possesso delle slot machine non si guadagna più nulla ragazzi, pensate che si guadagna il 4%. No, in effetti è l'8, quindi però devi dividere col gestore che ti porta le slot, quindi a 4. Calcola che su 1000 euro che tu perdi in una slot machine, a me mi toccano 40 euro. Pensa che le pago solo di luce, quindi non conviene. Sì, grazie, ma 2007 si parla, capisci? Cioè, ma possibile, ho detto io che in 12 anni non vi siete aggiornati. Ho detto, vedi che stiamo al 2019. Il giudice mi ha estinto la pena il 2007 perché io avevo ragione, a me avevano fatto un abuso quel giorno. Cioè, se viene un controllo e mi dice che io sono regolare e poi mi viene un altro la sera e mi dice mi sequestra tutto, ma io quando sono venuto ho detto guardate io non lo so la legge se è stata approvata o no perché erano giorni che sì no quindi non era certa, quindi quando avrebbe detto no io avrei chiamato a quello delle macchinette, diciamo le avrei fatte togliere. Però ragazzi questi hanno detto sì sì ma è chiaro tutto a posto le puoi tenere sì 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 sì. La sera viene la guardia di finanza, scavalca il cancello, io avevo un cancello con telecamera e vedo queste persone saltare il cancello diciamo del mio bar, perché io a parte il bar c'avevo un cancello che dovevi bussare per entrare, quindi non entravi così. E questi vedevo che sono riusciti a scavalcare dalla telecamera e apri 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 e si sono buttati nelle sale per vedere se gente giocava a carte queste cose qua.
ma io l'ho sempre confermato quando avevo controlli che da me io avevo il gioco, in effetti l'ho sempre dichiarato anche alla questura che da me giocavano a carte, ma lo sapevano, quindi nei bar si sa, io avevo bar, circolo, di sala giochi, sala slot, quindi non era un bar semplice, era più avevo il gioco, come si chiama, la carambola, calcetto, biliardino, biliardo, avevo era a 200 metri ragazzi, quindi avevo di tutto lì, ping pong, ma avevo tutto. Sì, sì, sono saliti proprio a tipo film. Che poi hanno cercato documenti a tutti, un casino proprio. Ho detto, ma guarda, ma non fare ste cose. Dice, lascia stare i ragazzi e fai quello che devi fare e vattene. Ho detto, ma qua, ma là. E ho detto io, guarda, devi sequestrare, sequestra e vai via. E comunque è successo un casino bisticciato di brutto proprio. Anche perché la mattina ho chiesto se potevano restare ancora le slot. Mi dicono di sì. Guarda, mo ti faccio un fatto pazzesco. Io lavoravo al bar qua dove abito io, in questo quartiere qua, e tutte le mattine improvvisamente arrivavano due di loro. La mattina giustamente il mio capo, l'altro capo, no? Prima che prendessi questo bar io, questi venivano, due cornetti, due caffè, due cappuccini, e il mio capo diceva non farli pagare Peppe, vabbè. E tutte le mattine questi si presentavano e prendevano colazione e tutto, ragazzi. E per un giorno, 2 giorni, per un anno. Dopo un anno e mezzo vengono, stavolta, per sequestrare le slot al mio ex capo, diciamo, dove lavoravo. E allora lì non ci ho visto più, sono andato da fuori anche perché il mio capo non ci stava, stavo solo io al bar, anche perché mi teneva di fiducia, sono sempre stata una persona corretta, quindi mi tenevano molto, anzi mi tengono tutti di fiducia ancora tuttora, quindi se devono dare qualche cosa in mano a me non c'è problema. Dicono dobbiamo sequestrare perché qua sta tutto illegale, non esiste qua, là, dico ma non ti vergogni, tutte le mattine tu tenuto a pigliare cornetto e cappuccino, mo ti non sto che vieni a sequestrare macchinette qua, ma ti metti a scuola, cioè penso che avete capito, no, il dialetto mio. Ho detto non ti vergogni, tutte le mattine vieni a fare colazione gratis, adesso vieni qua e mi vieni a sequestrare la slot. E lui dice no, non mi dire nulla, io non comando nulla, qua, là. Comunque è arrivato il suo capo a finale e ci siamo bisticciati di brutto. Ha detto vedi che questi due signori qua tutte le mattine vengono qua e vengono a fare colazione, vengono. Ma quello mi diceva ma le prove? Noi avevamo giustamente una telecamera nel bar che registrava, sai, 24 ore, quelle là che registrano. Ho detto allora se non mi credi prendiamo le registrazioni del bar di tutti i giorni. Se poi ci sono i due colleghi sotto che vengono qui tutte le mattine e vedi nella registrazione che mangiano, bevono e se ne vanno, dopo che facciamo? E comunque questo ha detto no, non ci credo, gliel'abbiamo fatta vedere. E in effetti la giustizia non è giusta per tutti. Sapete che cosa hanno fatto, ragazzi? Sono stati trasferiti. Quindi non è che sono stati licenziati. Sono stati solamente trasferiti. Ma sì, grazie, ma ce ne stanno un sacco. Mo ti faccio un esempio. Ultimamente sono andato a fare un dente, un canino. Io ho speso 200 euro da un dentista. A me la fattura non l'ha fatta. Cioè, ho fatto una riparazione a un canino che ci stava una carie, ho speso 200 euro, ma la fattura, grazie a io, non ho avuto nulla. Quindi i primi imbroglioni sono loro. Questi qua non li controllano. Cioè, va gente a fare impianti, dentiste, cose, 700 euro e non lasciano fattura. Quindi l'Italia è questa, ragazzi, non ci potete fare nulla.
Vabbè ragazzi, vi saluto, ci sentiamo al prossimo video. Sì, sì, ma a me i dentisti ad esempio, ma non per loro, che tante persone ad esempio una volta sono andato dall'urologo, sì, urologo, ha fatto una visita, un'ecografia, 100 euro, e non mi ha fatto la ricevuta, no, nulla. E pensa quante persone ci stavano 20-30 persone prima di me. Ho fatto una fila esagerata da questo che è bravissimo a Salerno, e comunque mi ha detto tutto a posto, non c'è nulla, forse è un dolore così. Quanto è 100 euro? Gli do la 100 euro, nessuna ricevuta fiscale. Come ha fatto con me, sicuramente avrà fatto con gli altri 40 prima di me. Quindi immaginate 40 persone a 100 euro, ragazzi, sono 4.000 euro. Sì, sì, ma quello è il trucco. Dicono se poi vuoi la fattura devi pagare di più. Il trucco è quello. Se io a questo dei 200 euro dicevo ma io mi serve la fattura, quello diceva allora deve pagare di più. Il trucco è proprio quello, ragazzi. E quindi giustamente per sparagnare lui dice boh, non va niente. E questi intanto in tasca una nera. Bravo, eh. Vabbè ragazzi, vi saluto a tutti e ci sentiamo al prossimo video, tanto sempre le notizie arrivano. Ciao a tutti e ci sentiamo ragazzi. Ciao Vipera, ciao, grazie, ciao Francesco.